Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora continuiamo la nostra scalata al milione col nostro account su chess.com mattoscacco 300. Ragazzi, grazie mille per le tante richieste di giocare le partite d'amicizia, ma questo è un secondo account, non lo utilizzo praticamente mai, non lo vedo mai, quindi lo uso solo per fare questa scalata che vediamo dove ci porterà. Allora, siccome abbiamo superato i 1500, come dicevo, giocheremo 5 minuti per 5 perché ho bisogno di un po' di tempo per ragionare, i giocatori sono più forti, le cose si fanno più complicate, quindi vediamo un pochettino come va a finire questa situazione. Vediamo se troveremo uno sfidante. Vediamo. Mazza, è così difficile, eh? 5 minuti più 5, trovare uno sfidante? Ma va. C'ho un complotto, questo è un complotto. Questo è un complotto. Ma no, davvero? Rifaccio la sfida, nessun problema. Rigioca 5 più 5. Ah, ora sì che è tutto chiaro. Sì, vabbè, giustamente rispondere con il re è la cosa migliore. È la cosa migliore. Ah, vuoi vedere che ti faccio un trucchetto? Ti faccio un trucchetto che non conosci. Te lo faccio, te lo faccio, te lo faccio, te lo faccio. Lo so che ti ho messo in difficoltà con questa move. Ok, questo non lo dovevi fare. Posso spingere subito in E4. Posso spingere subito in E4, donna E7, donna E2. È la mossa corretta. Anche io gioco donna E7. Se sposti... Ora probabilmente potresti anche catturarmi l'alfiere. Potresti anche catturarmi l'alfiere. Io ti catturo con questo. E ora il tuo cavallo. C'è donna in D4 immediatamente. Donna in D4, minaccia il cavallo. Non in D4, minaccia il cavallo. Però c'è donna H5, che con il cavallo qui e con il pedone qui sono potenti. Dunque, prima mi devo sbarazzare di questo pedone, così in caso di tac posso giocare tranquillamente G6. Quindi questa è la mossa corretta. Adesso potresti anche arroccare. E quando è arroccato ti gioco questa, così poi faccio un bel arrocco lungo. Sì, 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 siamo carichi. Se giochi invece, cosa potresti giocare? Cavallo in C3, però non penso sia troppo importante. Sì, probabilmente arroccherà subito, che è la cosa che secondo me è migliore da fare in questo momento. Donna in E2, cavallo in F6, D3, ho il re scoperto. Donna in E2 ho il re scoperto, giustamente. Giustamente, potrei giocare comunque donna qui. E su C3 catturo di pedone, cattura di donna, cattura di donna. Questa non me la devi fare. Questa non me la devi fare. Donna qui, D3. È bruttina. Ammetto che è bruttina. Ammetto che è bruttina. E devo fare tipo una... Non vorrei, non vorrei, ma se vuoi dovrei fare un alfiere 7. Così, a spanne proprio. Però se mi giochi G4, non lo so se è bella, eh. Sai che non so se è bella l'alfiere 7, perché c'è G4, il mio alfiere deve togliersi da questa diagonale, donna H5. Me l'ha fatta, raga. Me l'ha fatta, me l'ha fatta. Tac. Ah no, non può più venire in H5 perché c'è il pedone. Meno male, ragazzi. Meno male, meno male, meno male. Se no c'è la donna H5, che era potente, molto potente, troppo potente.
Adesso che cosa giocherai? Mi catturerai qui, semplicemente. Cavallo qui per catturare qui, va bene, ci può anche stare come situazione. Cavallo qui G5. Cavallo qui G5 e dopodiché il mio cavallo può andare qui, tu catturerai qui e dopo che hai catturato qui posso andare qui col cavallo, donna in F3, ma sai che non so se mi convince questa roba qui, non mi convince per niente, honestly non mi convince per una cippa, e se invece no, c'è questo pedone sotto, io voglio solo arroccare lungo, ragazzi, fatemi arroccare lungo, vi prego, non fatemi fare cose strane, non fatemi fare cose strane. E vabbè, allora facciamo un donna di 6, minacciandoti il cavallo, sei costretto a catturare con la donna, esco fuori col cavallo e arrocco lungo. Se ovviamente catturi col cavallo perdi il cavallo, quindi va bene così. Va bene così, per ora va bene così. E si scopre che gioco tipo D4. Partita particolare, molto particolare, molto strana. Sarà data comunque al tipo di difesa che ho utilizzato, ma comunque sta uscendo fuori qualcosa di interessante. Siamo pari col materiale. Eccolo. Cavallo F6 immediately. E ora sì. Arrocco lungo o arrocco corto? Questo è sempre un grande dilemma. Arrocco lungo o arrocco corto? Questo è un grande dilemma. Arrocco lungo, cavallo. Arrocco corto già la torre su F7 però. Sai che me la rischio, ho deciso che me la rischio. Però non ho modo di attaccare qui. Non ho modo, rocco lungo, c'è questo punto qui che deve essere tenuto per forza. Non lo so se... Sai che non lo so. C'ho un po' paura del rocco lungo. La faccio. L'ho fatta, basta. Ormai l'ho fatta. Non si torna più indietro. Presumo che ora giocherai D3. Probabilmente per fare un arrocco lungo anche tu. E su questo punto questo cavallo è troppo forte, deve essere tolto, anche perché mi sta paralizzando mezzo schieramento. Dunque, cavallo di 7. Cambiamo un po' di robe, però almeno dopo c'ho donna su D7 che attacca insieme all'alfiere su G4, l'altra torre può venire qui, minacciare un po' di robe carine, perché sennò veramente... Se no la veggo grigia, ragazzi. E a questo punto qui il cavallo non dovrà mai entrarci. Mai e poi mai, se no alla fine. Quindi, caro alfiere, tu sei così bello e ti lascerò lì. Attenzione, il mio avversario è sotto di tempo. Johnny XYY thailandese. Un thailandese che gioca a scacchi. Eccolo, cavallo di 7 subito. Cambio di donna. Tu giocherai H3 e potrò giocare torre. Forse è meglio questa. No, ok, non fare pre-move, cose strane. Forse era meglio questa. Forse è meglio questa torre qui, in modo tale che l'altra può rimanere sulla colonna F e l'attaccare. Sì, siamo d'accordo.
Su questa ci può essere qualcosa? No, non c'è niente. Ci può essere questa, possiamo giocare H3 per prevenire. Ok, mi sento abbastanza tranquillo. Adesso devo giocare H3. E ora su H3 possiamo preparare le torri, per esempio, no? Esatto. Iniziamo a piazzare le torri. Anzi, piazziamo prima questa torre qui, così facciamo subito qualcosa di carino, no? Per la società. Piazziamo prima questa. In realtà ora c'ha F4. Eccolo che arrocca lungo, eccolo che arrocca lungo. E niente, ti scompiglio. Ti scompiglio tutto. Tutto ti scompiglio. Stiamo entrando in un finale, mi sa che la vinco per il tempo, perché il mio avversario ha 33 secondi. Non è stata mica una partita facile. Se arrocca lungo ovviamente catturo, seguito da donna in D5 con l'idea di entrare qui. A parte potrei catturare subito anche con l'alfiere, poi vediamo un po' come si evolve la situation. Catturo, ma proprio senza ombra di dubbio. Adesso c'è la torre qui. Potremmo metterci un bel alfieretto, però poi con questa l'alfiere che fine fa? Forse la donna è più mobile, più versatile, senza dubbio. Senza dubbio più versatile. Ok, c'è l'alfiere che attacca qui, ma non è un problema, lo si può intrappolare con questa spinta. E alla prossima probabilmente faccio questa. Senza probabilmente, la prossima è questa. Anche se potrei fare cose. Faccio subito questa. Fatta. Non chiedetemi se è buona. Ma anche H5 non era male, eh? Anche H5 non era male affatto. Potrebbe essere la prossima candidate. Bravo, ma se la gioca bene questo, eh? Se la giochicchia. Se la giochicchia, amico, eh? Dovrei controllare le case scure, no? In qualche modo, giusto? E su questa mi va anche bene. Vabbè dai, facciamola questa va fatta. A prescindere. Questa va fatta a prescindere. A prescindere. A prescindere. No, devo metterla qui. Va bene, va bene. No problem, no problem. Questo pedone cadrà in qualche modo. In un modo o nell'altro. Cadrà. Donna qui. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, il mio avversario a corto di tempo, attenzione, deve muovere per forza, ha perso, peccato, non era, ha giocato bene di bestia, adesso ce ne faremo un'altra, poi o ci fermiamo o ce ne facciamo un'altra ancora, però l'idea è quella di fare i bravi. Ma perché gioco sempre col nero? Che ingiustizia. Questa è quella che aspettavo da tempo. Questa che aspettavo da tempo. Questa che aspettavo da tempo. Questa apertura va punita letteralmente. Ok, adesso potrei farti anche una roba di questo tipo. Potrei fare così il tamarro? Sai che posso provare a fare il tamarro? Lo faccio. Quindi tolgo subito il cavallo da lì. Bravo. Now che il tuo cavallo è andato via. Mamma mia, che bella posizione. Mi piace. Posso dire che mi piace questa posizione, eh? O dico qualcosa di totalmente errato?
tac, ops, tac e tac, oppure tac e tac. La prossima è questa, amico, è questa, a prescindere da ciò che tu faccia. Ok, potrei catturare di torre, così ho la pressione su questo punto e c'ho anche il tatticismo di cattura qui. Bello, bello, bello. Ma sai che le stai vedendo? Bravo amico. Bravo amico, le stai vedendo? Cavallo in C6. Alfiere in F5. Però prima cavallo C6. Prima cavallo in C6. Donna qui? No, sarebbe troppo. Ok, e io ti faccio questa. Forse devo farla prima questa, maledizione. Devo farla prima. Devo farla prima questa. Poi c'è anche lo scacco adesso. Catturo. E ora ti entro con la donna. Re qua. Oppure, senza entrarti con la donna, posso catturare col cavallo qui, però credo che sia meglio entrare di donna, onestamente, anche se un pedone centrale male non fa mai, però un'entrata di donna lì, sai che non me la toglie via nessuno. Entrata di donna, alfiere in F5, arrocco lungo. Però può mettere davanti la sua di donna, però se catturo la donna poi perde la torre, quindi è andata. Costretto a spostare il re e adesso alfiere F5. Scacco, c'è lo scacco su alfiere F5 ancora una volta. Dimmi che devo mettere l'alfiere in qualche posto strano. Alfiere F5, alfiere E6, spinge, arrocco lungo, spinge, arrocco lungo, alfiere 6, spinge, cattura, torre di 1, eccola, l'abbiamo trovata ragazzi, è lei, l'abbiamo trovata la mossa, l'abbiamo trovata, dunque non potendo spingere dovrà giocare tipo E3, alfiere, ok, va bene, va bene, alfiere, va bene, ok, posso catturarti con lo stesso giochino di torre di 1 e se catturo, tu catturi, io comunque mi metto qui con la torre, scacco di alfiere, facciamolo ragazzi, è il momento, è il momento. È il momento di farle queste cose. Se cattura, torre in D8. Se gioca così, esatto, se gioca così, questo cavallo deve essere ritirato. Si può ritirare qua? Brutto ritiro. O semplicemente donna F7. Tu mi catturi il cavallo, io ti catturo l'alfiere minacciando la torre. Probabilmente donna F7 è buona, dovrebbe giocare cavallo in A3. Donna F7 mi piace come controrisposta, perché le altre sarebbero tutte un po' passive come mosse. Quindi donna F7, catturi di donna, ti viene la torre, catturi di pedone. Sì, credo sia corretta. Credo sia corretta.
andata. Donna F7. Donna F7, catturi di pedone. Catturo l'alfiere, minaccio la torre, cavallo in A3. Per farmi anche un arrocchino corto, sai? Ma no, arrocco lungo tutta la vita. Tutta la vita, todos la vita. Todos la vita. Ok, questa non l'ho capita. C'era qualcosa che dovevo vedere che non ho visto? Sembra di no. Perché con la donna non minacci nulla, io ti minaccio la torre. Ok, ora ti posso catturare. Aspetta, facciamoci un po' di considerazioni. Facciamoci un po' di considerazioni. Ma sì, dai, consideriamo che ti catturo qua. Non sai, non mi piace troppo la donna lì, onestamente. Facciamo qui. Qui mi sembra più dinamica. Però dopo la cattura di pedone c'è il cavallo. Muoviti, Christian, fai qualcosa. Fai qualcosa di carino. Tac, scacco. Questa è carina. Questa è carina, scacco. Però poi c'ho la donna. Non lo so, non lo so. La faccio ma non mi convince il 100%. Cattura di donna, cattura di pedone, torre e pedone qua. Il re può venire vicino al pedone, no, non mi convince. Non la faccio più. Scherzavo, ero uno scherzone, sono un burlone. Va bene, dai. Catturi ora di pedone, suppongo, o catturi di donna? Se catturi di donna, non lo so, sono sotto di tempo di bestia, quindi potrei anche non cambiare, anzi, mi costringi a fare questa mossa qui. Mio caro amico Fritz. Mio caro amico Fritz, mi costringi a fare le mosse che non avrei mai voluto fare. Scacco. La prossima prendiamo qua. Anche questa è partita sudata, Re qui, re ne 1. Ok. Ok, questo pedone dovrà andare a promozione. Guarda come te lo dico. Guarda come te lo dico. Se sto cavallo esce inizia a rompere le scatole. Forse... A parte che anche il mio re non è sicuro al 100%, ma va bene. Va bene, va bene. Attenzione che c'è quasi una rete di matto. Re qui. Re qui, torre in settima o in seconda, chiamala come vuoi, seguita da torre qui. Questa mossa è sbagliata, perché il tuo cavallo può andare qui, ma c'è il mio alfiere che controlla questa casa è poco attiva, Dio, potresti fare così, così. Però nel frattempo ho già mangiato un po' di pedoni, se non perdo per il tempo la questione non mi garba, onestamente, me garba. La colonna D potrei anche non lasciartela, quindi potrei giocare così e così, perché ho la colonna H e la colonna D, però con questo tu entri qui, fa qualcosa sulla colonna D? No, quindi ti catturo anche quest'altro pedone, quindi potrei lasciarti la colonna D in effetti. Ah 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 ah, non mi vuoi lasciare la colonna? Va bene. Starnutone ragazzi, non ho il coronavirus, tranquilli, non ve l'ho attaccato tramite schermo. E in questi periodi c'è da aver paura di tutto, di tutto. Dai, su. Su che sto perdendo per il tempo, me lo sento, me lo sento. Il re andrà qua. Me lo sento anche questo. E corre lì.
Te l'ho detto che andava lì. Tac. Non so quale torre mai muovere. Basta che ne muovo una perché intanto il tempo se ne va. Tararararari. È sbagliato. Sbagliato, devo giocare questa torre, hai visto? Ora c'ho la torre questa torre paralizzata che deve difendere questa. Ah, questo tempo è l'unica prossima mossa che dovrò fare, è questa per forza, l'unica, proprio non ci sono altre possibilità, non ce ne sono altre. Hai visto che mi fai questa, te l'ho detto io. Tu no, tranquillo, non te la fa. Fai questa, mi costringi a fare che? Mi costringi, non lo so. Tanto cambiamo le torri, che è cosa buona e giusta. Premove. Cavallo su D4. Cavallo su D4 ci pensiamo dopo. La notte è lunga. Tanto siamo su di 3 pedoni che non fanno male. Su cavallo su D4 potrei mettere anche la torre in E2 e difendere il mio alfiere. No, su D4 non posso andare in E2 perché c'è il cavallo. Vabbè dai, riusciremo ad andare a promozione con uno di questi pedoni. Ho solo un po' paura per l'ala, quest'ala qui. Si indebolisce di brutto. Interessante. Questa mossa è interessante. Beh, ti cambio io la torre per forza. Però sul cambio torre hai capito perché mi hai fatto questo giochetto. Bella. Bella mossa. Veramente bella, amico. Niente, devo farti una cosa di questo tipo. Devo farti una cosa di questo tipo. Così se giochi qui ti faccio prima uno scacco e se mi catturi qui... Ah, c'era questa, c'era questa, c'era questa. Giustamente, giustamente c'era questa. Muoviamo qualcosa, per favore. Mamma mia che spina nel fianco che sei. Sei una vera spina nel fianco. 25 secondi, 25 secondi che se ne vanno. 25 secondi che se ne vanno, che è un piacere. Se ne vanno, che è un piacere. Questo cavallo, dove vai col cavallo? Fammi sapere dove te ne andrai con questo cavallo. Sono curioso. Questo cavallo che sta creando tanti danni in questa società. Speriamo che non ne crei di altri. Ok, mi va anche bene. Mi va anche bene. Metti il re dietro che cambiamo tutto. Mettilo. Metti il re dietro che cambiamo tutto. Te lo dico che cambiamo tutto. Az. Oh, pur di non cambiare, sei incredibile, eh? Sei incredibile, sei. Sei proprio incredibile. Sei micidiale. Ok, facciamo una cosa così, va? Adesso giocherai torre qui, io giocherò torre qua. A parte che posso andare a promozione con i pedoni, quindi... Quindi va bene, va bene, va bene. Sto facendo il suo gioco, sto facendo. Ah, c'è il sacrificio qui. Sul pedone qui. Tac, perdo l'alfiere. Speriamo che non lo veda. Se lo vede meglio, così quel cavallo se ne va a dormire. Niente, meno male, non l'ha visto. È il momento di partire all'attacco, voglio... Non bisogna più pensare, soffermarsi. Torre qui, spingo. Bisogna andare a promotion, a promotion. Ah, c'era questa. C'era questa. Te l'ho detto che c'era questa. Non te lo volevo dire, ma te lo dissi. Però io posso fare questa. Che dici di questa? Sembra abbastanza carina? A me sì. Nel dubbio gioco questa però.
Attenzione, attenzione al time. Attenzione al time. Time after time. C'è qualche scacco che mi può fare? Sì. C'era qualche scacco che mi poteva fare. Con questa spinta perdevo la Torres. Va bene, l'ha visto. Va bene, prenditi i pedoni, non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema. Questi due pedoni ora mi faranno fare bella figura. Andranno entrambi a promozione come dei bravi paladini. Devo giocare torre qui e la faccio subito perché mi sembra giusto fare una mossa di questo tipo. Va bene, andiamo. No! No, non ci posso... Che cazzo stai combinando? No, come ho fatto a dargli il pedone? Come ho fatto a darti il pedone? Te l'ho dato. Te l'ho dato il pedone. Ti ho dato il pedone. No, ragazzi, finisce patta. Vi giuro che smetto di giocare a scacchi. No, vabbè. Tac, 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 tac. Andiamo così. Ok, scacco. Adesso ci facciamo un bel ponticello, ragazzi, ma di quelli fatti bene. Ok. Va bene, amico Fritz. Va bene. Adesso il mio re. Va bene, ci va bene anche questa mossa. Ci va bene anche questa mossa qui. Ci stanno andando bene tutte finora. Ma tutte. Questa pure ci sta andando bene. Ok. Se ti gioco uno scacco, come lo vedi? Io lo vedo molto bene, onestamente, uno scacco. Spingo. Ok. Oh, facciamoci un bel finale, come dico io. Tu farai scacco. E io farò così. E io farò così. Tu verrai qua. Scacco, torno indietro. Allora, se giochi questa, ti gioco questa, re qui dietro e vado a promozione. È finita, amico. My friends. My friends. Oh cazzarola. Oh cazzarola. Vabbè dai, mettiamo la torre qui, in quarta. Maledetto. Maledetto di un maledetto. Non mi fa promuovere. Quanto sei maledetto.
Ah, ci voleva la torre in quarta, ci voleva la torre in quarta. Così non va bene. Così non va bene, guarda come te lo dico. Ok. Adesso ci siamo. Adesso ci siamo, è tutto pronto, amico. È tutto pronto. È tutto pronto per il ponte. Guardalo, guardalo. Questa non te l'aspettavi. Questa non te l'aspettavi? Sì, fammi scacco ancora, bravissimo. E al prossimo scacco, bam! Ti piazzo davanti alla torre! Grandissimo. Grandissimo, studiare i finali è importantissimo. Fammi scacco ancora, fammi scacco un'altra volta. Avrei potuto farlo. Ah, bravo, bravo, sì! Ah, che soddisfazione, che soddisfazione. Probabilmente avrei potuto vincere 10 anni fa, però sì, ci vuole la torre in quarta traversa. Bella, 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 bella. Sono soddisfazione. Ragazzi, per oggi finisce qui la partita. E niente, sono stati 7 errori gravi, sì, tra cui quello del pedone lasciato in presa. Cioè, da un finale avevo, torniamo indietro, avevo tipo 14 pedoni in più. Avevo veramente 14 pedoni in più, ragazzi. Mi sono ritrovato con un pedoncino misero e tra poco pareggiavo anche. Vabbè, la finiamo qui che per me che è meglio per oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!